Un interessante convegno rivolto agli alunni sulla sicurezza stradale con operatori del settore che appunto approfondiscono il tema. Sì, una mattinata intensissima di spunti, di riflessione. Siamo sicuri di avere acceso le luci su argomenti fondamentali per la sicurezza dei ragazzi, futuri lavoratori, dei ragazzi come cittadini, dei ragazzi che possono trovarsi nel dovere di aiutare qualcuno che improvvisamente sta male. Un'occasione interistituzionale alla quale ci ha invitato l'ASP di Agrigento, che ringraziamo perché questa mattina il tema della sicurezza è stato sviscerato sotto tutti i punti di vista. Ciascuno di noi con delle competenze specifiche ha cercato di stimolare i ragazzi verso quell'acquisizione di abiti mentali che sono proprio improntati ad un senso di responsabilità e di prevenzione. Non vorremmo arrivare dopo, quando il fatto succede, quando spesso accade anche durante un'occasione di ex alternanza scuola-lavoro. Vorremmo invece pensare di arrivare prima attraverso un atteggiamento di conoscenza e attraverso quelle cautele necessarie da esercitare nel quotidiano, nella vita domestica, a scuola, quando ci si trova per strada, quando ci si trova in ogni contesto amicale, lavorativo, sociale. Per cui la presenza del comandante dei Vigili del Fuoco, dell'INAIL, dell'ASP di Agrigento, dell'ospedale, reparto di ortopedia e traumatologia, dell'Automobile Club, della scuola, fa sì che ai ragazzi arrivi un messaggio fondamentale. Ragioniamo per una cultura della sicurezza. L'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia vuole assumere questo impegno tutti i giorni, non in un episodico convegno, ma intende farsi aiutare dalle risorse professionali specifiche del territorio per, insieme a loro, in un sistema di alleanze virtuose, garantire la sicurezza per noi tutti. Ma in questa sede naturalmente rappresento l'azienda sanitaria che ha fortemente voluto questa iniziativa in ambito scolastico, perché noi siamo coscienti che la problematica della formazione debba assurgere a nostra attività prioritaria, e lo facciamo anche perché l'assessorato alla salute ci indirizza in questo settore, e quindi questo rappresenta il secondo e il terzo incontro che noi facciamo, quindi ne seguirà qualche altro, e in ambiente scolastico troviamo la collaborazione di altri soggetti che rappresentano un insieme organico per formare i ragazzi che sono particolarmente sensibili, che rappresentano il nostro target su cui poter agire, il nostro target fertile, perché rappresentano quello che sarà il futuro, e quindi la formazione è fondamentale per essi. Quindi l'azienda, diciamo, che invita a fare queste attività perché le ritiene costruttive per la salute umana. Qual è il vostro contributo all'iniziativa di oggi? Innanzitutto dobbiamo ringraziare l'ASP per questa grande possibilità che ha dato a tutte le istituzioni pubbliche presenti sul territorio di partecipare e collaborare tutti insieme a un'unica mission, che è quella della sicurezza stradale. È logico che andare a formare ragazzi come questi con questa attività di oggi è sicuramente più mirata magari degli adulti. Noi in qualità di Automobile Club d'Italia quindi abbiamo come mission non soltanto l'automobilismo in tutte le sue manifestazioni, perché noi rappresentiamo l'automobilismo e assistenza all'automobilismo a 360 gradi, ma ci occupiamo di sicurezza stradale attraverso tanti format che l'Agitalia ci fornisce e che poi territorialmente andiamo ad erogare ad ogni diciamo, bambini a ogni categoria, dai bambini delle più piccola età, della scuola dell'infanzia, fino ad arrivare agli adulti, tant'è che abbiamo ora partecipato con l'ASP anche
anche alla formazione di impiegati, di collaboratori dell'ASP di Agrigento. Colgo l'occasione proprio per ringraziare la dottoressa Schembri e tutta l'equipe che hanno avuto questa grande possibilità di formazione per gli adulti ma soprattutto per i giovani. Ecco, a questa iniziativa non poteva mancare il direttore dell'INAIL, chiaramente per dare i suoi consigli e per spiegare anche ai ragazzi l'importanza del vostro istituto. Sì, no, l'istituto tutela i lavoratori, tutela anche gli alunni delle scuole, a cui ci preme poter dare questo apporto di educazione alla sicurezza, alla prevenzione, all'attenzione, alla consapevolezza, per evitare tutto ciò, conoscere i rischi ed evitare i pericoli che possono portare, come abbiamo visto in questo convegno, a danni seri, danni importanti, e se lo eviti sicuramente è meglio e vivi meglio. Quindi ambienti di vita, ambienti di lavoro che in qualche modo devono essere più sicuri e più attenti, più sereni da vivere.